Rieccoci cari telespettatori, ben ritrovati naturalmente nello spazio di approfondimento dedicato ai pensionati e alle pensionate, ai pensionandi, quindi a tutti quanti coloro che sono interessati a questioni di carattere pensionistico ma anche, lo ricordiamo, sociale e della salute. E a questo proposito proprio il tema della salute è stato centrale questa mattina in un convegno che si è svolto in modo particolare nel Veneziano in cui si è discusso di sanità partendo proprio dal territorio e ravvisando quelle che sono le difficoltà che possono incontrare gli anziani in un ambito territoriale anziché in un altro. Quindi quanto si dovrebbe fare, quanto è stato fatto, cosa manca, quali sono le istanze che vengono fatte a nome dei tantissimi cittadini anziani che vivono nell'area territoriale del Veneziano da parte del sindacato, dello SPI CGIL. E noi, questo è un po' lo spunto, ma per andare ad approfondire quelle che sono le richieste del sindacato, ribattere su certi punti importanti, ma vedere anche da altre prospettive ben più ampie di territorio nazionale, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio, ben ritrovata Maria Pistorello, collaboratrice dello SPI CGIL di Vicenza, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Molto brava, preparatissima dal punto di vista tecnico, per cui potrà rispondere anche alle vostre domande. E poi abbiamo il piacere di essere collegati appunto da Venezia con Ivan Pedretti, che è segretario generale dello SPI CGIL nazionale. Segretario, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Io passerei subito la parola a lei, anche perché so che ha tantissimi impegni e deve anche scappare poi. È un momento un po' delicato, delicatissimo, con le elezioni potrebbe cambiare, potrebbe o non potrebbe, non lo sappiamo, comunque modificarsi il quadro politico a livello nazionale. Lo SPI ha dei valori fondanti, dei capisaldi. Qual è la situazione che si sta prospettando, anche un po' la vostra posizione? Beh, uno dei valori più importanti è quello che abbiamo discusso stamattina, il diritto alla salute delle persone, e lo abbiamo discusso in un territorio complesso, ma quello di Venezia, dove il sistema sanitario è arretrato e tanti cittadini sono soli, hanno problemi di mobilità, di spostamento, di trovare un servizio adeguato. Per cui noi siamo perché la sanità pubblica sia rilanciata, sia universale, che si superano le tante liste d'attesa che ci sono e che si avvicini ai cittadini dove vivono, dove ci stanno, e i servizi devono arrivare lì. Per far questo bisogna mettere più soldi sulla sanità, investire sul personale sanitario e mettere i servizi vicino ai cittadini. Per cui è un punto fondamentale anche nel dibattito, nella discussione con la politica, che tendenzialmente negli anni passati aveva tagliato profondamente il sistema sanitario. Noi oggi abbiamo bisogno di rafforzare il sistema sanitario, metterci tante risorse e anche assumere più personale, perché abbiamo bisogno di infermieri, di assistenti sociali, di medici, medicina generale, e magari per i nuovi medici, per i nuovi giovani medici, bisognerà che lo Stato li assuma e non siano solo dei privati, e che corrispondano ad un'azione convenuta nelle case di comunità, come si è deciso nel PNR, e le case di comunità diventano un punto vicino ai cittadini dove c'è l'assistente sociale, l'infermiere, la badante, lo specialista, il medico di medicina generale. Prima che la persona si ammali, si prova a farla star meglio. Certo. Poi ovviamente ci sono tante altre questioni che riguardano i problemi delle persone e anche delle persone anziane. Noi vorremmo per esempio che pagassimo le stesse tasse come il lavoro dipendente, perché i pensionati pagano più tasse del lavoro dipendente e sarebbe bene che ci fosse una riduzione di tasse, e magari evitando di fare grandi boutade come la flat tax, che in realtà vorrebbe dire favorire più i ricchi e ridurre i soldi alle politiche sociali, alle politiche sanitarie e alla previdenza. Per cui c'è bisogno di ricostruire un sistema di protezione più vicino alle persone e ai bisogni delle persone anziane. Per esempio bisognerebbe che arrivasse a conclusione l'iter della legge sulla non autosufficienza, che in qualche modo rappresenterebbe e risponderebbe ai problemi di una fascia di persone fragili e non autosufficienti,
sono già circa 3 milioni e mezzo e se contiamo le loro famiglie arriviamo a 10 milioni di persone che se non hanno una risposta concreta a volte possono anche scivolare in povertà. Per cui alla politica chiediamo di costruire delle risposte di giustizia sociale e di eguaglianza. C'erano già dei tavoli aperti con il precedente governo, c'erano arrivati già dei punti importanti oppure nonostante fosse da un certo tempo instaurato non si erano comunque arrivati a nessun tipo di conclusione e quindi ci sono prospettive di riaprire delle trattative o bisogna partire comunque ex novo? Questo non lo so, noi avevamo dei tavoli che guardava il tema del mercato del lavoro, di rendere stabile il lavoro di un giovane, meglio pagato, il salario minimo, c'era il tavolo sul tema della non autosufficienza su cui dovremmo avere un testo di legge. Quello che succederà dopo non glielo so dire francamente, spero che si possano riaprire il confronto. Diversamente, come spesso succede per un sindacato, se non ci sarà il confronto ci batteremo. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, che sono comunque molto estremamente rilevanti, di che cosa ha sentore? C'è possibilità, in virtù anche del PNRR, che affronta certi punti che a voi stanno anche a cuore? Cioè, io auspico che intanto sul piano fiscale sia confermata un'idea di progressività per le persone, e cioè chi ha di più paga di più. Chi ha un reddito più alto paga più di chi ha un reddito più basso, perché questo è un tema di giustizia sociale. Se invece pensiamo, come sento da alcune parti, spiegare che bisogna fare la flat tax, che la tassa è unica per tutti, francamente ci trova contrari e forse anche incostituzionale. E poi c'è il tema di investimento, soprattutto per sostenere gli ospedali di comunità, le case di comunità, bisogna finanziare il sistema della protezione sociale e lì bisogna metterci delle risorse, bisogna metterci del personale, bisogna aumentare l'occupazione pubblica per dare risposte ai cittadini, superare le liste d'attesa, avere dei servizi migliori, un sistema dei trasporti migliore, non solo a Venezia ma in tutto il territorio, penso alle aree interne anche del Veneto, dei piccolissimi paesi che sono lasciati soli. Per cui c'è molto da fare, il PNR ha indicato una strada, auspico che non venga interrotta e che si possa proseguire per cambiare il paese e migliorarlo. Il titolo di questo convegno a cui lei ha preso parte è Il posto conta. In realtà il posto conta tantissimo, al di là della peculiarità dell'area del veneziano che è tutta sua, però qualsiasi zona del territorio veneto, andiamo nella zona del Polesine o le zone del Bellunese o del nostro paese, visto che adesso lei ha questa competenza da tempo a livello nazionale, conta tanto. Il costo della vita in Veneto è ben più alto che in altre zone del sud Italia e questo ha un peso rilevante. Le stesse case di riposo hanno dei costi e dei prezzi che pagano i cittadini con le rette diversi da posto a posto. Non si riesce a venirne a capo questo, perché poi le pensioni in realtà quelle sono. Le pensioni che ne dicano tanti esegeti dei temi previdenziali, l'80% del reddito da pensione è sotto i 1.000 euro. Per cui bisogna sempre dire la verità di come stanno le cose, perché spesso si dice che i pensionati sono ricchi, ma è una fascia minoritaria, piccola, di pensioni alte. Il resto è un paese fatto di pensionati bassi, soprattutto donne che hanno pensioni 500-600 euro e che dovrebbero invece trovare una risposta, per esempio, ad avere la 14ª allargata a oltre 1.500 euro, cosa che invece non mi pare che la politica e anche la politica vincente che tutti danno, il centrodestra ormai sicuro, non ne parlano minimamente. Parliamo di milioni di persone e se io sto in un piccolo paese di un'area interna, io ho visitato Senigallia, le aree interne di quel territorio che sono state devastate dall'alluvione, ti fa capire che è diverso abitare lì che abitare in una grande città, in un sistema urbano, e tanti servizi sono venuti via, non ci sono le poste, non ci sono i trasporti
Insomma, il PNR ci dava una quantità di miliardi su cui rispondere a questi problemi. Occorrerebbe, come si dice, considerarlo e non, come qualcuno dichiara, adesso vado a rinegoziarlo per conto mio. Vorrei evitare che, come si suol dire, perdessimo risorse importanti per il bene delle persone. La questione pensioni secondo lei è nuovamente discutibile, potrà essere rivista naturalmente con certe modalità, a voi sta a cuore questo oppure le priorità sono appunto la sanità e altro? No, stanno tutto insieme perché il tema delle pensioni è un tema importante, ma un tema importante per me riguarda le nuove generazioni, perché se le nuove generazioni continuano ad avere dei lavori precari, saltuari, in cui non possono pagare i contributi, loro saranno pensionati sociali in futuro, poveri, e però si rischia di mettere in sofferenza il sistema previdenziale anche per chi è già pensionato. Per cui, come si dice, è importante discutere sapendo qual è lo sguardo verso il futuro che bisogna avere. È importante dire i 41, ma non basta. Cioè bisogna fare una pensione di garanzia per le nuove generazioni. Bisogna riconoscere il lavoro di cura per migliaia e migliaia di donne, che invece non è riconosciuto. Cioè, occorre fare una riforma vera della Fornero che tiene conto delle condizioni delle persone, al posto, come si dice, di fare sempre delle dichiarazioni populiste magari irrealizzabili. Per cui bisognerà mettersi attorno a un tavolo e trovare le soluzioni migliori per le fasce di persone che oggi in parte sono i pensionati, ho detto prima, che pagano più tasse del lavoro dipendente, sarebbe bene ridurle e ridurle anche a loro, e dall'altra parte fare in modo che il sistema previdenziale non perda i contributi da lavoro di cui ne avremmo tanto bisogno. Che non collassi sostanzialmente. In conclusione, proprio visto che lei ha la vision nazionale e anche ha la possibilità di aver avuto rapporti, di mantenere dei rapporti istituzionali privilegiati rispetto a chi vive invece il territorio locale, ha sempre bisogno di avere informazioni chiare dalle voci dirette che poi operano in nome per conto dei cittadini, nella fattispecie dei pensionati. Che percezione ha della politica, dei decisori politici? C'è questa sensibilità e la volontà soprattutto di modificare le cose, la comprensione di questi problemi, oppure si andrà avanti come si è andato avanti fino adesso, posticipando di governo in governo? Questo dipenderà da cosa succede dopo il voto, che governo ci sarà e che posizioni quel governo avrà. Certo è che se devo confrontarmi con un possibile governo che vuole la flat tax, che vuole il presidenzialismo, che vuole solo quota 41 e non risponde ai problemi dei giovani, francamente sarà complicato, sarà difficile. Poi noi ci confronteremo con tutti, rivendicheremo le nostre posizioni e se sarà necessario, come sempre abbiamo fatto, ci batteremo, lotteremo, manifesteremo contro delle posizioni che vanno in contrapposizione alle nostre idee. Siete a livello unitario con gli altri sindacati o vi trovate in una posizione distante per alcuni aspetti? Ma pare che lentamente la posizione unitaria la ricostruiremo. Del resto abbiamo una piattaforma condivisa tra CGIL e CISL, per noi vale quella, credo che debba valere anche per CISL e UIL. E se quella piattaforma non troverà risposte, credo che tutti insieme risponderemo. Io auspico che sia così, mi batterò perché ciò avvenga. Certo. Segretario, io la lascio andare, la ringrazio tantissimo del suo apporto, del suo contributo, le auguro buon lavoro perché ci sarà comunque da lavorare anche parecchio e speriamo di poterla riavere in modo che ci possa aggiornare tra non molto, sperando sempre in buone notizie. Grazie ancora, grazie segretario. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a lei. Lasciamo andare appunto il segretario ai suoi lavori e impegni, noi torniamo insieme in studio con Maria Pistorello, racconteremo anche sommariamente la tematica di questo incontro sulla sanità territoriale che è un po' lo spunto per altre considerazioni dopo la pubblicità.
Eccoci qua. Allora, Maria Pistorello, un po' traiamo lo spunto da questo convegno, anche perché fresco fresco si è appena concluso a Mestre e a fronte di una ricerca dell'IRES, che è questo ente di ricerca che si occupa appunto dei territori, sulla salute veneziana, perché è un territorio un po' particolare, quello dell'area metropolitana di Venezia, sono emerse delle criticità che però possono essere appunto l'idea per partire a parlare di queste criticità che non sono solo di Venezia ma anche di altri ambiti. Certo. Un attimo che leggo però il messaggio. Flat tax, francamente credo possa ridurre l'evasione fiscale, non credo porterebbe a minori entrate da parte dello Stato e poi si combatterebbe questo ingiusto fenomeno della pressione fiscale che uccide aziende e lavoratori. Quindi questo è il punto di vista di un nostro telespettatore o telespettatrice. Sentito, sì, secondo il nostro telespettatore, se con la flat tax tutti diventerebbero volontariamente più propensi a pagare le tasse, non lo so, ma non lo so, ecco, lascio lì in sospeso questa idea. No, tornando al convegno che c'è stato questa mattina sulla salute, io voglio ricordare una cosa. Noi nelle nostre sedi incontriamo tantissime pensionate e pensionati e il problema della salute non è secondario. Qui da noi in Veneto, che sembra quasi un'isola felice talvolta, no? Se lo confrontiamo con altre regioni italiane, ma abbiamo due grossi problemi. Il problema della lista d'attesa, che purtroppo non vengono rispettate, no? Perché ci sono le classi di priorità, i 10 giorni, i 30 giorni, i 60 giorni e oltre, non vengono rispettate perché se non c'è il posto, quando tu vai a prenotare ti dicono: signora guardi, non c'è posto, lei ha 30 giorni, entro 30 giorni deve fare questa visita, non c'è posto, chiami fra 15 giorni. Ecco che passano in capo all'utente. Questo è ottimismo comunque. No, ma ti dicono chiami fra 15 giorni che vediamo. Sì. Dopo 15 giorni magari ti danno la risposta, dicono sì, guardi, c'è posto fra 30 giorni, intanto se ne sono passati 45 di giorni però. E quindi come c'è proprio, io l'ho sperimentato personalmente questa modalità. Ma l'altra emergenza che c'è da noi nel nostro Veneto rispetto alla sanità è la mancanza di medici di medicina generale. Non ce lo spieghiamo, non riusciamo a capire perché, bastava una semplice così statistica, no, di quanti sono i medici in funzione dell'età che hanno e di vedere quando sarebbero andati in pensione, e quindi si sarebbe potuto provvedere probabilmente, non lo so, io togliendo il numero chiuso, non lo so, lo lascio là, insomma, a chi è più esperto di decidere poi. Però il problema è molto grande perché noi sentiamo le persone anziane, i nostri pensionati e le nostre pensionati che sono costretti a fare tanti chilometri per rivolgersi a un medico di base. Medici di base che tra l'altro, ai quali è stato tra l'altro consentito di ampliare la loro utenza, ma questo, se tu ampli l'utenza da 1500 a 1800 pazienti, vuol dire che li segui anche meno. Quindi questa è una partita assolutamente aperta da seguire e da cercare di migliorare. Assolutamente. Però sembra che proprio manchino anche proprio le figure che vogliono rivestire questo ruolo, che non sia un ruolo professionale scelto a livello preferenziale da parte dei giovani. Se poi uno si mette a fare il medico di medicina generale sognando di fare tutt'altra cosa, non lo fa neanche volentieri, ci troviamo in situazioni quando il medico che dovrebbe essere più vicino a te, è il più importante tutto sommato, non è in grado non ha voglia neanche di fare quella professione, che è la cosa peggiore, però purtroppo succede anche questo. Per cui c'è un problema che è, secondo me, non solo medici di medicina generale, perché è il primo sportello, mancano tutti i medici, in tutti gli ambiti mancano figure professionali e tanti lasciano il pubblico per andare nel privato. Io ho interpellato recentemente delle persone che conoscevo nell'ambito della sanità e hanno fatto il balzo nel privato, più contenti, più tranquilli, più sereni, meno stressati e stanno bene così, però alla fine vuol dire che c'è un problema alla base. Se non sei allettante per questi professionisti come sanità pubblica in generale e anche per gli infermieri. Sì, è stata un po' trascurata la figura del medico di medicina generale.
tra l'altro. È vero, mancano medici, mancano altre specialità, sicuramente, ma mi diceva proprio il mio medico di base, io ho la fortuna tra l'altro di avere un medico molto bravo e sono così, sì, temo il giorno in cui andrà in pensione, perché per me è un punto di riferimento, una persona che mi ha sempre seguita proprio in tutte le fasi così, in cui ho avuto bisogno. Ma mi raccontava il mio medico che è andato da lui un aspirante medico di medicina generale, quindi un ragazzo appena laureato e appena fatto la specialistica, e è durato 24 ore, perché ha detto no, è troppo difficile, perché noi del medico di medicina generale magari ci fermiamo a guardare soltanto, no, gli orari in cui ci riceve, ma al di là degli orari in cui ci riceve, lui ha le visite a domicilio, tanta altra attività che a noi non risulta poi così evidente. Se queste visite a domicilio tutti le fanno, perché qua ho delle notizie. Quello è anche vero. Io dico, io sono una privilegiata perché io ho un medico che è speciale come medico di base e quindi insomma, ma so che il problema sussiste ed è maggiore per quanto riguarda le persone anziane che invece ne hanno proprio bisogno. Assolutamente, anche a livello proprio fisico come presenza. Un attimo solo chiedo alla regia se mi rimette in onda il messaggio, ma se la maggioranza della popolazione dovesse decidere di sposare il centrodestra, vuol dire che vuole quel populismo che voi condannate e che è stato deluso dal populismo di sinistra. Questa è democrazia. Sì, anche questa è una dichiarazione di tipo così, una valutazione che si rifà alle elezioni che ci saranno domenica. Saremo tutti chiamati a rinnovare il Parlamento. Ecco, su questo io mi auguro davvero che ci sarà un occhio di riguardo. Chiunque sarà la forza politica che andrà a governare, al di là dei proclami, io spero che abbia un occhio di riguardo per le persone con maggiore fragilità. Io me lo auguro. Tra l'altro noi come CGIL abbiamo già programmato una grande iniziativa, una grande manifestazione per l'8 di ottobre a Roma, perché lì in piazza andremo a mettere in fila, a portare a voce, a gran voce, quelle che sono le nostre richieste, sia come sindacato che rappresenta i lavoratori, ma anche come pensionati, perché noi abbiamo in ballo il nostro segretario generale Pedretti prima lo diceva bene, abbiamo in ballo la questione per esempio della non autosufficienza, che non è secondaria. Noi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri c'è una legge già fatta, già pronta, che è stata proprio emessa dopo averne discusso davvero tanto in un insieme di associazioni delle quali fa parte anche il sindacato pensionati della CGIL, e noi fino all'ultimo abbiamo fatto pressione affinché venisse assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, venisse licenziata dal Consiglio dei Ministri, in modo da essere discussa poi con il prossimo governo, da essere portata in Parlamento, perché il problema qual è? Che temiamo che invece sarà messa in un cassetto, sarà lasciata là e magari se ne riparlerà chissà fra quanto. Il problema della non autosufficienza invece è importantissimo, perché al di là del fatto che abbiamo sempre più anziani. Sì, ci sono, è vero, si vive più a lungo, la speranza di vita si è allungata, però vivendo più a lungo c'è anche la possibilità poi di finire non autosufficienti, e al di là dell'assegno di accompagnamento, che sono poco più di 500 euro, le famiglie non hanno altro aiuto da parte dei servizi, e invece la legge che è stata presentata prevede proprio la presa in carico della persona anziana, della persona ammalata, la presa in carico sua e della sua famiglia, perché la maggior parte delle persone non autosufficienti non è ospitata negli istituti, nelle case di riposo, ma viene accudita a domicilio. Ed ecco che allora bisogna dare valore al lavoro di cura che fanno le persone che tengono a casa il loro caro che diventa non autosufficiente, e bisogna che la legge preveda proprio di aiutare queste persone.
pensiamo solo al risparmio che c'è per il sistema pubblico quando abbiamo una persona che non viene ricoverata in casa di riposo ma viene tenuta a casa. C'è un risparmio enorme perché la metà della degenza in casa di riposo viene pagata dal sistema pubblico. Chiaro. E sono più di 1.500 euro al mese. Invece noi a casa, per coloro che tengono a casa il loro congiunto, non c'è nessun tipo di aiuto. E poi gli aiuti saranno sempre più radi, visti i pochi figli che restano e le persone anziane che aumentano. Vediamo un altro messaggio che è arrivato. Eccolo qui. Buongiorno, per esperienza personale una visita diagnostica 90 giorni con il metodo del richiamare sono arrivato a 217 giorni dalla data della prescrizione e poi per la regione risulta tutto in regola, hanno inventato un bel escamotage. È questo che cercavo di dire prima, io l'ho sperimentato personalmente perché ho avuto anche io un problema, insomma un piccolo problema di salute, l'ho sperimentato personalmente. Questa questione delle classi di priorità non funziona e il messaggio appena ricevuto ce lo ha detto molto bene. Chiaro. Allora, vediamo alla luce, quindi questo della sanità e della sanità e del sociale, perché poi la non autosufficienza coinvolge sia gli aspetti sociali che anche sanitari, il famoso sociosanitario, no? Che è insieme, perché poi le persone che hanno delle problematiche legate all'età molte volte non sono sani come pesci, se no vivrebbero tranquillamente per conto proprio, per cui ci deve essere una sanità integrata nel territorio ma veramente presente, e quindi qui ci si allaccia anche il problema degli ospedali di comunità. Sì. E alle riforme che sono previste con l'entrata in funzione degli investimenti del PNRR. Ecco, qui ci sono già molti progetti preparati, fatti, è tutto bloccato proprio perché purtroppo dal mio punto di vista è stato posto fine, insomma, a questo governo che avrebbe potuto, proprio per dare il via alle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, avrebbe dovuto, insomma, se rimaneva in carica, avrebbe potuto dare il via a queste opere. Dopodiché si trattava soltanto di pochi mesi, questa comunque è una mia opinione e davvero sono preoccupata per queste opere. Poi adesso addirittura sento parlare delle volte riprendiamo in mano i progetti eccetera, insomma mi sembra che andiamo a perdere tempo. Tra l'altro si tratta di far fruttare un prestito, è vero, dei fondi, anche dei soldi a fondo perduto, ma un prestito che abbiamo avuto dall'Europa, e se non rispettiamo i tempi questo prestito potrebbe anche esserci tolto, quindi la questione è molto delicata in questo momento. Assolutamente. Io sono preoccupata proprio per quella fetta di persone, di nostri anziani e anziane che sono non autosufficienti, che hanno bisogno di cura più degli altri, e poi non posso non parlare della questione delle difficoltà economiche che stanno vivendo le nostre famiglie. Esatto, allora relativamente alle questioni economiche c'è la questione pensionistica, per cui abbiamo anche delle slide di supporto per comprendere di che numeri stiamo parlando. Chiedo alla regia, andiamo in pubblicità, quando ritorniamo partiamo con le slide e così possiamo fare anche il quadro ben preciso di questa situazione, che non è certo rose e fiori. Tra poco. Certo. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' di fare il quadro della situazione. Chiedo alla regia se ci mettono in onda la prima slide, così per parlare delle pensioni prima vediamo di che numeri stiamo parlando e poi delle proposte che fa lo spiegolo qui. Pensionati in Veneto, 1.277.160 sono i beneficiari della pensione. Allora qui sono le quote divise in varie quote, praticamente pensione fino a 1.500 euro lordi al mese il 52%, lordi al mese è il 52% della popolazione in Veneto, da 1.000 a 1.500 lordi abbiamo invece una fetta di 304.642 persone, oltre i 1.500 euro 610.000, quindi c'è una buona parte che anche ha pensioni lorde più alte di 1.500.000. C'è un dato, se posso.
C'è un dato subito che ci balza all'occhio, no, con questa diapositiva, ed è che le pensioni fino a 1.000 euro lordi mensili sono il 28% del totale, sì. Ma di queste pensioni il 71% dei beneficiari di queste pensioni sono donne, perché lo possiamo sapere bene, no? Le donne a un certo momento hanno lasciato il lavoro col minimo dei contributi per avere la pensione per dedicarsi al lavoro di cura. Prima dicevamo valorizzare il lavoro di cura, che non porta a nessun beneficio attualmente questo tipo di lavoro. Sono donne, ecco, e fino a 1.000 euro, così mi collego a questo dato qua per dire, fino a 1.000 euro mensili lordi si ha il diritto ad avere la 14ª mensilità, che è un beneficio, no, per i pensionati, che noi come sindacato abbiamo portato a casa ancora nel 2007, poi è stato ampliato nel 2017, no, che è stato portato fino ai 1.000 euro, che dà questo, che è calcolato in base al numero di anni lavorati, quindi un beneficio che si dà solo alle pensioni frutto di contributi versati e non alle pensioni assistenziali tipo la pensione sociale o l'assegno sociale. Si dà proprio, era stato rivendicato all'epoca come risarcimento per la perdita di potere d'acquisto che avevano avuto le pensioni in quegli anni. E allora noi adesso tra le nostre richieste da portare avanti abbiamo l'elevazione di quel limite di reddito dei 1.000 euro. Chiederemo ma in maniera ferma che vengano elevati ai 1.500 euro mensili lordi, tenendo conto di due fattori principalmente: del fatto che il sistema di rivalutazione delle pensioni che c'è attualmente è insufficiente a garantire nel tempo il mantenimento del potere d'acquisto delle pensioni, ma poi anche per il momento difficile che stiamo vivendo tutti, per il rincaro del costo dell'energia. Certo, questo ha messo davvero a carità, come abbiamo sentito, ha messo a carità aziende, eccetera, ma pensiamo alle persone che hanno un reddito basso, che hanno questo tipo di pensioni e che comunque devono riscaldare la loro casa, non è che possono fare a meno di riscaldarla perché purtroppo è sopravvenuto questo. Carissima Pistorello, si rivolge direttamente, sono felice per lei che ha trovato un buon medico di base. Siamo 5 famiglie di Abano, di cui solo una è soddisfatta del proprio medico. Questa è qualcuno che la conosce. Indagine fatta proprio sabato scorso. Questo da pensare che la sanità di base non è proprio eccellente. Perché dicevo anch'io fuori onda che è stata fortunata. Sì. E tra l'altro questi medici sono sempre anziani, poi pronti sappiamo che ci sono queste, purtroppo, che non tutti sono uguali, e questo lo sappiamo sicuramente, ma dobbiamo salvaguardare proprio il sistema, a partire dal fatto che comunque sia ogni persona deve avere il proprio medico di base. Poi sì, immagino, questo è un nostro concittadino e quindi immagino insomma che abbia anche lui le sue difficoltà. A parte che comunque esiste anche l'ordine dei medici dove segnalare eventualmente se ci sono delle inadempienze. Poi, come sempre in tutte le cose, c'è chi fa quel di più che non dovrebbe fare e questo magari lo qualifica davvero. Oppure ci mette il cuore. Oppure fa solo quello che gli viene richiesto dal suo mansionario, ecco, chiamiamolo così, no? E quindi, sì, è vero, però sono professioni secondo me che andrebbero fatte anche con un po' di animo, perché ovviamente hai a che fare con le persone, quando si parla di persone anziane anche toccare la spalla può essere importante, sì. E si entra in un ambito anche estremamente particolare della professione. Certo. Torniamo alle nostre slide, perché ha parlato di 14ª, sì. Rivedere quindi l'importo della 14ª per voi è importante, estendere la platea dei destinatari della 14ª a chi percepisce fino a 1.500, sì, sempre lordi, e migliorare il meccanismo della rivalutazione delle pensioni. Su questo, sul meccanismo di rivalutazione, allora lo ricordo ai nostri pensionati e pensionate, a gennaio ogni anno le pensioni vengono rivalutate
rispetto a quello che è stato il tasso di inflazione rilevato nell'anno precedente. Come dicevo, questo è un sistema che non mantiene nel tempo il potere d'acquisto per due motivi fondamentali. L'inflazione viene calcolata su un paniere di beni, no? E questo paniere di beni però bisogna vedere il contenuto di questi beni, perché se dentro ci sono i viaggi aerei, è vero, per le persone, per la maggior parte delle persone questo vale perché fanno viaggi, vanno di qua, vanno di là, ma per i nostri pensionati è meno frequente che questo incida veramente nel costo della propria vita, e quindi bisogna migliorare il sistema di rivalutazione delle pensioni. Ricordo che proprio in seguito all'aumento del costo dell'energia indiscriminato che abbiamo subito tutti quest'anno, a luglio è stato dato ai pensionati che sono fino a 35.000 euro di pensione lorda annua un bonus di 200 euro. E adesso, proprio in conseguenza proprio anche di questo, intanto verrà dato un nuovo bonus verrà dato un nuovo bonus a chi ha un reddito fino a 20.000 euro lordi all'anno, un bonus di 150 euro. Ma dal 1° di ottobre le pensioni avranno un aumento, una rivalutazione diciamo anticipata, non dell'ammontare di quella che sarà la rivalutazione del 2023, ma di un 2%. Quindi a ottobre un 2% cosa significa? Che una pensione da 1.000 euro mensili lordi avrà 20 euro in più lordi in questa. Quindi ci sarà questo piccolo aiuto. Io però ribadisco che per far fronte a questo grave aumento che c'è stato servono più che altro, più che bonus, misure strutturali che vadano incontro alle necessità dei nostri pensionati. L'altra richiesta da parte vostra, qui vediamo la slide, è la flessibilità in uscita, quindi possibilità di andare in pensione a 62 anni oppure con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, e la proposta è sostenibile considerando che le future pensioni saranno liquidate ormai prevalentemente col calcolo contributivo, sì, che era quello che lo stava raccontando prima, che è importante. Sì, il calcolo contributivo tra l'altro per chi quindi è andato a lavorare dopo il 96, dal 96 in poi, prevede che non ci sia nemmeno più il diritto all'integrazione al trattamento minimo, e noi quindi siamo preoccupati soprattutto per i giovani, per coloro che avranno un lavoro discontinuo, quindi che verseranno pochi contributi. Cioè se è previsto 200 euro prenderanno, non è che verrà integrata, esatto. a 500. Adesso succedeva, soprattutto in passato, che chi magari, parlavamo di donne, in presenza di un reddito familiare fino a un certo limite, la pensione, anche se ammontava a 300-400 euro, comunque gli veniva data l'integrazione al trattamento minimo, che attualmente è di 540 euro. Per coloro che invece, per i nuovi pensionati, questo non è più previsto, che ci sia l'integrazione al trattamento minimo. Noi proprio come CGIL da anni ormai parliamo della necessità di una pensione contributiva di garanzia per i giovani, perché siamo proprio preoccupati del momento, degli anni che stanno vivendo i nostri giovani, con la frammentazione dei contratti di lavoro. Molto spesso hanno lavori precari e anche non continui nel tempo, naturalmente, e quindi un occhio di riguardo per questo. Dopo bisogna superare la riforma Fornero perché è troppo rigida, e quindi è la nostra proposta di andare in pensione o con 62 anni di età. Uno che ha 62 anni di età può andare in pensione, oppure con 41 anni di lavoro, di contributi versati indipendentemente dall'età in cui ha cominciato a lavorare, insomma, oppure all'età in cui è arrivato. Quindi 41 anni di lavoro netto oppure i 62 anni di età. Però 62 anni di età per l'Europa sono troppo presto, e l'Europa non ce la farebbe mai passare, questo è chiaro, dove hanno un'età che anche in Germania è salita. Ecco, e dal momento poi c'è anche questo calcolo che è corretto per certi lavori, ma
Ma io penso, se tu vivi, mettiamo, la media ormai si alzerà vedi già persone che hanno 100 anni, cioè i centenari abbondano, da 62 a 100, a 90, sono tantissimi anni per versare la pensione, e chi le paga queste pensioni? Rischia che il sistema vada in tilt effettivamente, perché e poi un 62enne adesso è giovane, indubbiamente, non certo per fare il muratore, là parliamo di cambiare mansioni, però è giovane. E metterlo in pensione è costoso per la società, mancano le forze lavoro che possano pagargli la pensione, e mantenerlo non più come una volta fino a 67-76 anni, che era la media in cui una persona purtroppo viveva, ma fino ai 90 e passa. Io credo che sia una cosa, cambiare, mettere per legge che devi avere nella medesima azienda altre mansioni. Aiuto, dobbiamo chiudere, quindi rapidissime, facciamo vedere le ultime slide che secondo me sono molto importanti. Richiedete sostegno quindi alle categorie più deboli, e l'abbiamo visto, quindi garantire condizioni più favorevoli per l'accesso alla pensione delle categorie più deboli, iniziando con l'APE sociale, disoccupati, invalidi, caregiver e lavori gravosi usuranti, l'abbiamo visto. Ampliare le categorie dei disoccupati iniziando dagli esodati, appunto l'aveva accennato, ampliare la platea dei lavori gravosi e usuranti. Certo. Poi, l'altra slide, eccolo qui, riconoscere lavoro di cura delle donne. E delle donne. Sì. E delle donne, esatto. Prorogare l'opzione donna e riconoscimento di 12 mesi di anticipo per ogni figlio. Quindi questo anche per voi è importante. Valorizzazione del lavoro di cura di familiari non autosufficienti. Certo. Voltiamo all'altra slide. Pensione di garanzia, che ha accennato, che è importante per chi svolge lavori discontinui, poveri, part-time, che valorizzi i periodi di disoccupazione, e ne ha spiegato bene il perché, per assicurare a tutti un assegno pensionistico dignitoso, che poi se parliamo di 500 euro siamo poi ai limiti della povertà, finanziata anche con la fiscalità generale. Quindi per coloro che con questo metodo contributivo non ce la faranno assolutamente. Ultima slide, legge sulla non autosufficienza, l'abbiamo parlato all'inizio ma rimarchiamolo, 180.000 over 65 non autosufficienti nel solo Veneto, 15,6% degli over 65 veneti, di cui 150.000 assistiti in famiglia, 80.000 badanti, di cui circa 30.000 con contratto, quindi una percentuale anche bassa, 30.000 in casa di riposo. Ecco, quello che stavo dicendo proprio prima, la maggior parte delle persone non autosufficienti è curata all'interno della propria famiglia, senza poter contare su una presa in carico, su una regia da parte della sanità pubblica. E poi non sempre coi modi la famiglia può fare quello che può fare fino a certi punti, fino a un certo punto. Sì. Maria Pistorello, grazie mille per le spiegazioni. Il tempo, siccome le tematiche sono anche molto importanti, avrebbe dovuto essere di più, ma comunque svilupperemo ancora questi temi insieme, perché sono strategici, determinanti per tantissime persone. Ringraziamo Maria Pistorello dello SPCGL di Vicenza di essere stata qui con noi, ringraziamo Ivan Pedretti che si è collegato prima, segretario nazionale dello SPCGL, e voi naturalmente come sempre di averci seguito. La puntata poi la rivedete anche in replica sul nostro sito, e naturalmente visitate il sito dello SPCGL perché ci sono tante interessanti novità, e poi ricordatevi sempre di far controllare, dare un'occhiatina alla vostra posizione pensionistica. Buon proseguimento.